Euroregione News. Euroregione senza speranze? Onorevole Maria Stella Gelmini, come possiamo sperare di tenere le nostre aziende in Italia se fiscalmente siamo imparagonabili ai nostri vicini in Austria e Slovenia? Purtroppo queste differenze si acuiranno, non vanno a diminuire ma aumentano. Perché? Perché Renzi racconta dell'abolizione di Equitalia quando in realtà Equitalia cambia nome, viene inglobata nell'Agenzia delle Entrate, ma quest'ultima avrà insieme all'Agenzia delle Riscossioni più poteri di indagine e quindi la possibilità di ottenere più risorse fiscali da parte dei cittadini. Non c'è nessuna rottamazione delle cartelle perché alla fine si paga tutto, non c'è il condono delle multe, c'è una disoccupazione che cresce, soprattutto quella giovanile, una pressione fiscale che aumenta. E tutto questo credo che sia inaccettabile, i cittadini hanno bisogno di avere una boccata d'ossigeno, questo governo ha fallito le sfide fondamentali, quindi è giusto che vada a casa, che ci sia un ricambio, che ci sia la possibilità di un'alternativa seria, responsabile, che affronti veramente non tanto e non solo il tema delle modifiche della Carta Costituzionale, ma il tema del lavoro, delle pensioni, delle tasse, cioè le priorità dei cittadini. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.